regolamentazione sanitaria. Cari telespettatori, eccoci qua, un altro approfondimento, un'altra intervista, vista la situazione contingente, non potevamo non sentire Patrizio Bertin, presidente Ascompadova, presidente Confcommercio Veneto. Allora, lei ben arrivato qui con noi, buonasera. Grazie. Ha in mano un po' una situazione di un settore strategico e che anche è il termometro della vitalità delle realtà cittadine. Abbiamo visto che con certe restrizioni si restringe anche l'operatività dei negozi, dei centri storici e soprattutto l'economia incomincia a modificarsi. Temevamo anche per la regione del Veneto da un giorno all'altro di cambiare zone, quindi voleva dire delle chiusure drammatiche, però le persone non hanno acquisito ancora la consapevolezza della gravità. Lei mi diceva che avete avuto degli incontri importanti, mi racconti un po' cosa sta succedendo in modo da aggiornare i nostri telespettatori della situazione territoriale, locale e un po' più estesa. Questa mattina abbiamo fatto anche una call con l'assessore al commercio e alle attività produttive della regione per dare un po' il quadro della situazione e posso garantire che è emerso un quadro molto ma molto preoccupante. Il problema dove sta? Il problema è che questa pandemia sta intasando ancora gli ospedali, ormai sono tutti, a quanto abbiamo capito, al collasso e quindi di conseguenza la paura delle aggregazioni, le cose fatte male anche dal punto di vista proprio delle indicazioni date nel DCPM e quindi queste hanno portato a una confusione tale per cui la gente è in questo momento proprio smarrita, ma sono smarriti sia le persone comuni che anche gli imprenditori e anche quelli che lavorano nelle imprese. C'è una situazione dal punto di vista nostro drammatica perché la gente non ha più punti di riferimento. Viviamo sospesi a un filo, non sappiamo quando passiamo, se passiamo in altre aree, in altre zone e quindi questo crea tutto uno squilibrio proprio di pensiero e anche di paura e questo non va bene. Assolutamente, la paura è quella che blocca qualsiasi tipo di iniziativa, però il principio fondamentale, che però forse non è stato ancora compreso, mi rendo conto, è quello che il virus si contrae non all'aria aperta, non sotto il sole isolati, ma a contatto con altri esseri umani, questo è un dato di fatto. Dentro le abitazioni, dentro un negozio, dentro al coperto è più facile contrarlo perché magari la vicinanza si restringe, più stai fuori, più stai lontano dagli altri, se anche stai da solo in mezzo a un campo non hai nessun tipo di problema. Quindi il problema non è, e continuo a ripeterlo perché è un dato di fatto, lo star fuori isolati o il nucleo familiare isolato, papà, mamma e 2 bambini. Basta che non ci siano gli zii, ovviamente, perché a questo punto già il problema non si risolve. E invece le persone cosa comprendono? Che se non bisogna uscire, già questo mal lo tollerano, stiamo a casa, però a casa invitiamo gli altri e tantissimi nelle zone anche rosse invitano a casa altre persone che non escono dopo le 22 ma dormono addirittura a casa, per cui si fanno il dritto fino a... No, ma succede questo. Sì, perché forse non è stato... Cioè è inutile chiudere tutti. Perché poi pensare di star chiusi 3 mesi, 4 mesi, perché non è che l'8 dicembre si apre tutto e siamo guariti, no, per me è inconcepibile, obiettivamente. Come fai a pensare di star sempre dentro? Bisogna che tutti stiano isolati, forse è il principio semplicissimo, isolati, oppure entri in 2 in un negozio, punto, come si è sempre fatto, perché poi i negozi secondo me sono il problema minore tutto sommato. Sì, ma sono forse i locali. Queste indicazioni, questi suggerimenti chiaramente dovrebbero venire dal comandante della barca, no? Perché se siamo stati liberati a agosto, a luglio e a settembre, chiaramente pensavamo che fosse finita. Ma dicevano post-Covid, anche la terminologia, allora, la stampa stessa parlava di post-Covid. Sì, appunto, ma qualcuno ha scritto un libro che ha ritirato dal commercio. Quindi è stata gestita male, c'è poco da dire, è stata gestita molto male, vediamo che i contagi vengono fatti in famiglia. E quindi tra le pareti domestiche. Ecco, tra le pareti domestiche, quindi è un altro indice dove quando si danno delle indicazioni devono essere chiare e precise.
e quindi in questo modo chiaramente si va a colpire il ristorante, il bar, le attività produttive, le palestre, le piscine, dove sono ambiti che viene monitorato, anzi quelli sono i primi sensori che controllano se uno è ammalato e non lo fanno entrare chiaramente, perché non è che ti fanno, ma ti chiedono anche se hai fatto il tampone addirittura, e quindi più sicuri di quelli non so dove si potrebbe trovare. Chiaramente poi adesso sta montando anche la paura, perché ne conosciamo, prima magari era un po' più diradata, diciamo, la situazione, adesso conosciamo persone che si sono ammalate seriamente, quindi lo viviamo da più vicino questo virus, e questo crea ancora più panico, crea ancora più paura, crea ancora più motivo di dire ma va bene, cosa faccio, muoio di paura o muoio di Covid? È una situazione drammatica sotto tutti i punti di vista. Di insofferenza, c'è tanta insofferenza dilagante, questo è un dato di fatto, e voi che siete un po' molto vicini alle persone ne risentite, perché se le persone sono serene, felici e tranquille, spendono volentieri, acquistano, si muovono, eccetera, altrimenti così non fanno. Che cosa ha notato Ho notato che le persone comprano in maniera diversa. Cioè? Cioè, quando una persona, tu vedi che entra, e lo vivo anch'io, quando tu entri su un negozio e devi comprare, non è, cioè, ti deve creare un motivo per cui devi comprare, l'emozione del comprare. Non hai l'emozione, non scatta quella cosa là. E quindi tu lo guardi i prodotti con sufficienza e fai presto anche a decidere di non comprare niente. E questo è il motivo, io lo vedo, l'ho visto questa cosa, quindi noi cerchiamo nelle nostre attività di mettere più agio possibile le persone e più in sicurezza possibile, perché quando entrano nei nostri negozi si devono sentire tranquilli e tutelati. Questo è il nostro lavoro che diciamo, si è sviluppato con il Covid, perché se tu hai terrore, passione, non sei libero nel pensiero, non sai come comportarti, ma non sai neanche come apprezzare quello che vai a comprare, quindi è tutta una situazione molto complessa. Questa è proprio una psicologia che si è creata con il Covid. I fatti recenti di questo ultimo fine settimana, in modo particolare, sta recrudescenza per una giornata di bel tempo, però fanno capire che le persone non riescono a concepire di star tappate dentro, perché l'hanno già sperimentato, ma prima avevamo l'estate davanti, quindi una speranza sicura, esatto. Dunque diciamo sicura al di là di tutto, e quindi un termine, anche se c'è stato portato in avanti, questo anche ha creato disguidi, perché una cosa che tu mi dici mi fai aprire a maggio, 25 aprile, 1° maggio, poi me lo porti fino ad arrivare a giugno, e quindi già là è poca credibilità dei provvedimenti. Adesso è la stessa cosa, le persone cosa vedono però? Soltanto che hanno davanti un inverno lunghissimo. È inconcepibile pensare di arrivare, visto che il contagio non farà altro che crescere purtroppo, però come fai a pensare di chiudere tutto, e quindi qua parliamo dei ristori, e non dare ristori, risarcire chi chiude e contestualmente trattenere dentro in casa le persone, nelle proprie case. Sono due cose incompatibili, cioè, ecco, perché non hanno compatibilità queste due cose. Chiaramente pensare di tenere le persone a casa diventa molto ma molto triste e anche molto diventa proprio denigrante dal punto di vista proprio fisica la cosa. Uno la percepisce come un sequestro. Mi sento sequestrato in casa. E vediamo che quando tu gli dai la possibilità di muoversi, la gente si muove, c'è poco da fare, ha voglia di socializzare, ha voglia di vivere la vita e non ha voglia di farsi rubare giorni della propria vita, esatto. Perché si sentono depredati dal loro diritto di vivere. Anche gli anziani non riescono a Sì, ma è chiaro, insomma, anche l'anziano dice se tu mi rileghi in casa e non posso uscire, diventa molto pesante per vivere una vita così. Chiaramente, ripeto anch'io, dobbiamo stare attenti, Gli ospedali sono in delle condizioni preoccupanti, lo sento e lo vivo anch'io perché sento vari amici e mi dicono appunto che negli ospedali c'è un serio problema.
Chiaro. I posti sono pochi, anche se qui in Veneto ancora abbiamo sentito il governatore, abbiamo la copertura, però questo non sappiamo fino a quando, quindi sarebbe opportuno avere il rispetto di questa malattia, il rispetto del Covid. Il Covid è una malattia subdola, ti colpisce quando meno te l'aspetti e non sai come ti colpisce, perché ti può colpire anche perché hai toccato un qualcosa dove è stato toccato da un altro e te lo porti alla mascherina che ormai... Certo. È diventata l'abbigliamento più esatto. odiato da tutti, però è così, insomma, e quindi dobbiamo stare molto attenti, ma soprattutto, quello che dico io, dobbiamo avere chi ci dà dei consigli seri e chi ci governa in maniera seria. Dal punto di vista commerciale proprio parlo. Infatti. Esatto, a questo punto ci allacciamo al discorso dei ristori. Ristori e risarcimenti, perché in altri stati si è agito in modo diverso, qui da noi invece si parla oggettivamente di che cosa, appunto, chiedo a lei. Adesso stanno arrivando i ristori, perché sono arrivati anche, a qualcuno mi ha detto che sono arrivate anche cifre importanti, però fate i due conti, un conto economico, un imprenditore fa un conto economico sulla propria azienda e non per essere sempre i soliti, diciamo, venali che guardano solo al mero denaro, ma bensì a tutta la situazione e dicono è inutile, ormai noi siamo ammalati abbiamo l'economia ammalata. Difficilmente adesso con questi ristori, e non so che copertura avranno, riusciamo a salvare la maggior parte delle imprese. Tante imprese chiuderanno, comunque chiuderanno. Questo come rifai a risarcire? Perché ricordiamoci che abbiamo sempre quel debito dei 25.000 euro, okay, dato, e tutti l'hanno cercato di portare a casa perché si pensava che quello fosse diciamo, il bypass per passare poi a cominciare a lavorare. Perché tanti questo hanno non è contratto stato e invece adesso hai questi ristori, però siamo a novembre. Siamo a novembre, abbiamo avuto 2 mesi di lavoro e da febbraio a novembre è il periodo molto lungo e poi dovremmo andare molto più avanti perché se tutto va bene arriveremo in primavera, quindi voglio dire, per carità capisco tutto, capisco che ci siamo indebitati di 100 miliardi già spesi e quindi certo. è difficile reperire ancora risorse. Però così non si affronta questa situazione, non si può affrontare questa situazione. Ecco, voi che cosa chiedereste? Di che cosa avreste bisogno? Quello che abbiamo sempre detto da sempre. Dobbiamo avere paura delle aggregazioni, delle persone, bene, mettiamo delle regole chiare. Se uno non rispetta le regole deve essere multato seriamente. Ma anche il controllo ci deve seriamente, però ci vogliono i controlli, perché se io faccio il mio lavoro seriamente e faccio entrare le persone e gli metto tutti i dispositivi di sicurezza e tutto, li faccio nel mio ristorante, metto 4 persone al tavolo se sono persone conviviali e tutto, rispetto tutto, io sono a posto, cosa devo fare più? Però lavoro, certo. mantengo occupazione e creo anche la possibilità per la mia impresa di andare avanti. Infatti no, ma quello Se è no, il discorso. è difficile dopo Però ad esempio tutti i ripartire. negozi che hanno fatto quelli seri, perché dopo ovviamente ci sono anche quelli che hanno fatto i furbi o che pur di... ecco, però quelli seri hanno adottato in tantissimi negozi, sono entrati, ti mettono il gel, controgel, sempre ti controllano che tu lo faccia, anche se l'hai fatto nel negozio prima, per cui dopo ci sono le mani con lo strato di 1 centimetro di gel, Sì, però sì, per sì, carità, giusto disinfettarsi, che tu abbia la mascherina, 2 o 3 per volta, non puoi entrare, quindi ci sono tanti operatori del settore che sono stati molto attenti. Ma sì. E quindi lì il problema non dovrebbe ravvisarsi, però il fatto di chiudere può veramente farvi precipitare in una situazione. Certi preferiscono però la chiusura perché dicono metto in cassa integrazione, risparmio e poi vedremo quando apro. Le sembra corretto? È un ragionamento che può fare? A parte che non è un discorso che sta in piedi, metto in cassa integrazione e dopo vedo perché comunque Sì, i costi
camminano ugualmente, quindi un Però imprenditore, sono stati fatti. sì, un imprenditore che fa queste scelte qua è un imprenditore prima di tutto scorretto e in secondo luogo è uno che non sa fare i propri conti. Ma al di là di questo voglio dire, uno che rispetta le regole, che fa tutto, che investe per mettere in sicurezza la propria attività, dovrebbe essere lasciato aperto. dopo viene chiuso, si sente anche preso in giro. È come che io dicessi che al governo, perché hanno trovato un corrotto, buttate via il governo. No, colpisci il corrotto, colpisci quello che ha fatto una cosa sbagliata, ok? Ma non colpire tutti. Cioè, mica tutti sono delinquenti in questo mondo qua. Quindi c'è gente che fa il lavoro con molta serietà e con molta anche preoccupazione, perché magari dopo ricordiamoci che fare attività e ricevere gente nei propri locali rischi anche di tuo. Assolutamente. Quindi vuol dire uno deve avere anche cura della propria persona e dei propri collaboratori, quindi sta attento e osserva tutte le cose, perché noi riceviamo in associazione telefonate continue di nostri associati che ci chiedono tutte le regole e le norme da rispettare, perché vogliono prima di tutto essere sicuri loro e poi fare il lavoro in tranquillità, non vogliono più avere la rottura di qualche intervento della polizia, dei vigili. Oppure sanzioni o cose che poi magari perché diventano appunto imbarazzanti. le sanzioni adesso sarebbero un colpo mortale, però in questo momento qui non abbiamo questo tipo di, diciamo, di attenzione a chi rispetta le regole. Passo dopo passo, che cosa vi aspettate adesso e che cosa sente di consigliare anche alle categorie che rappresenta? A parte il settore turismo che mi sembra che sia un po' in croce. Più che io consigliare, io raccolgo quello che mi dicono i miei associati. In questa settimana erano molto arrabbiati perché le grandi strutture di vendita, quelle le hanno lasciate aperte, non si capisce con quale... Cioè centri commerciali chiusi. Centri commerciali chiusi, grandi strutture di vendita aperte. Ikea e San Donato, ma tanti altri anche. E quindi non si capisce con che metro siano state misurate le cose, perché dopo si vede che all'Ikea c'era una montagna di gente. Ma lì anche l'irresponsabilità delle persone andrà al coperto a chiudersi. Allora, se tu devi essere un soggetto che devi controllare questo tipo di aggregazione e proteggere la gente, non devi dare questo tipo di apertura, perché sai che la gente si riversa, la gente si muove, la gente va dove tu dai la possibilità a uno di andare, va, e quindi ecco che la gente si è mossa in questo modo qua. Quindi si sentono presi in giro i negozi, dicono ma scusa, ma perché fanno questo tipo di regola che non va bene? Non ha una logica. Se chiudi il centro commerciale devi chiudere anche le grandi strutture di vendita. Perché tieni aperto uno e chiudi l'altro? Quindi questo è stata una cosa che ha diciamo, colpito amaramente e anche sfiduciato parecchia gente. Ha detto no, qui non si stanno dando delle regole chiare e precise, ma forse l'amico dell'amico va bene, insomma, tieni aperto. E così non va bene. I più grossi, insomma, in qualche modo. Così sembra. Danno questa immagine. Così sembra, e quindi io sono padrone di pensarla come voglio, e io dico perché? Cioè, quale motivo è il motivo? Perché è una monomarca, perché vende un prodotto? Non so, cioè, io non trovo un motivo. Una grande superficie di vendita raccoglie tante persone. E questo è l'obiettivo che dovresti dare, no? Tante persone assieme non possono starci. Bene, perfetto, quella raccoglie molte persone, deve essere chiusa come è chiuso il centro commerciale, giustamente se vuoi evitare questo tipo, come devi anche nelle piazze fare pulizia e dire alla gente non dovete sostare nelle piazze, punto. Se voi non sostate nelle piazze, la gente entra nel locale, quella che ci sta, e il resto vanno a casa. Ma non c'è che ci voglia, non so, la sfera di cristallo per capire questo, ma se tu permetti che sostino davanti al bar o nella piazza, chiaramente crea aggregazione e quindi dopo il contagio corre. Assolutamente. E quindi, vabbè, se non si riesce a educare le persone, alla ragionevolezza, perché viene da sé che se io vedo una piazza affollata non ci vado, cioè proprio no.
scappo via. Dovrebbe essere così, dovrebbe essere così. Vabbè. E quindi questo, per gli operatori del settore turistico abbiamo avuto diverse mail che ci sono arrivate, peraltro anche oggi sono arrivati dei messaggi in trasmissione da parte di operatori della zona delle terme e non solo, che dicono sono proprietario di un albergo, sono costretto a chiudere, non ho il ristorante, ci sono chi riesce ad ovviare la situazione dando in omaggio la notte pur di dare la cena, insomma ci sono varie strategie, però chi soffre sono quelli che si sono comportati correttamente, che adesso chiudono. Saranno in parecchi a chiudere in questo momento qua, perché primo è la stagione. Perché dopo però questa per le terme era una bella stagione. Ecco, però. Questa per le terme sì, per altri invece no. Per le terme invece c'è un problema diverso, c'è un problema proprio che manca l'ospite straniero e quindi lavorare solo con l'ospite, diciamo, regionale, perché di più la vedo dura, diventa duro e difficile, però le terme stanno soffrendo in maniera impressionante, però nessuno se ne cura. Infatti. Quindi questo è l'aspetto, dico, ma cosa facciamo? Io con i sindaci delle terme parlo spesso e volentieri e cerchiamo sempre di trovare qualche forma di aiuto anche per cominciare a pensare al futuro, perché non sarà un futuro veloce quello che si incrementa subito il turismo delle terme e quindi dobbiamo pensare anche a qualche strategia importante da mettere in atto. Ci vogliono risorse, ci vogliono soldi e qui abbiamo bisogno di tutto e di tutti, dal governo alla regione, ai comuni, alla provincia, tutti quelli che possono dare una mano, perché ricordiamoci che se noi non cominciamo a alzare il PIL nel 2021 sarà un dramma e parlano già di meno 11 e quindi recuperare 11 punti non sarà una barzelletta, ci vorranno anni e anni, anche se noi siamo bravetti, però sarà dura, molto dura. Presidente, io la ringrazio. Terremo i nostri telespettatori anche addetti ai lavori aggiornati naturalmente, grazie alla sua presenza, speriamo che nel frattempo le cose possano migliorare, incrociamo le dita, non sappiamo cosa dire perché è fondamentale, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi telespettatori di averci seguito, continuate a mandare le vostre mail, noi interpelliamo i nostri esperti cercando di essere più vicini a tutti, dopo la pubblicità un'altra parte della nostra trasmissione.